Buonasera a tutti ragazzi, in Giappone oggi sono stati evacuati oltre 400.000 persone da colpa di questa tempesta tropicale che sta, flagellando il Giappone. Questo super tifone di nome Krosa ha investito la parte occidentale del paese, mandando in tilt tutto, treni, trasporto aereo, aerei, diciamo davvero di tutto. Attesi oltre 1000 mm di pioggia in alcune aree, ragazzi. Pensate un po', 1000 mm. Ciao Domitilla. Quindi no, qua di solito siamo abituati a 100 mm, qua si parla di 1000, quindi altrettanto pure a te. Quindi diciamo grazie di 400.000 persone, centinaia di voli cancellati, i suoi eventi da 100 km fino a un massimo di 160 km, quindi diciamo sta picchiando veramente forte. Si calcola che sulle zone più colpite possono cadere più di 1000 mm di pioggia nelle prossime 24 ore, quindi diciamo che davvero una cosa spaventosa sto ciclone, come tifone come l'hanno chiamato loro. Ciao avvocatella, buonasera. E viste le previsioni di pioggia e venti particolarmente forti, si chiedono agli abitanti delle zone colpite di evitare di uscire e di prepararsi in qualsiasi momento all'evacuazione, se necessario in accordo con le autorità, della zona. Quindi questo è quello che il governo, giapponese sta dicendo in radio, in TV, quindi di prepararsi, in caso estremo. Meno male che 18 persone, tra cui un bambino, sono rimasti intrappolati durante, un barbecue quando il fiume è esondato all'improvviso. Fortunatamente nessuno di loro è rimasto ferito e tutti quanti fortunatamente sono stati recuperati e messi in salvo. Diciamo che la situazione è destinata a peggiorare, quindi questo super tifone Crosa sta continuando la sua marcia senza che si stia indebolendo per il momento. Quindi faremo semmai un aggiornamento più in là, perché questo è quello che ho fatto la traduzione in un sito giapponese, è quello che riportano fino adesso. Quindi non ci sono feriti, non ci sono morti fortunatamente, quindi diciamo che sta peggiorando la situazione a livello che il super tifone qua, come lo chiamano loro, Crosa, sta prendendo sempre più potere, però è tutto sotto controllo, perché comunque erano già prevista che arrivava e quindi si sono già messi in, in sicurezza. Quindi stanno aspettando come, si muoverà, perché voi sapete che questi cambiano direzione da qui, da destra a sinistra, quindi sì, si era stato già previsto, quindi perciò ci sono poche, cioè nessuna vittima per il momento, quindi già si sapeva, giustamente non si sapeva l'intensità che si sarebbe formata, perché quello poi cammina, acquista forza, oppure cammina e diminuisce. Questo invece acquista sempre più forza, quindi poi dipende da come si muove, i lati che colpisce. Se prende un'altra bassa pressione aumenta, se invece prende una dipende dalla zona che cammina, perché non è che è fissa quella linea. Si presuppone che dovrebbe andare di lì, però può cambiare direzione da un momento all'altro, quindi sono preparati su questo e quindi hanno già evacuato la zona che doveva essere colpita, quindi lo sapevano già da 4-5 giorni, quindi era già tutto calcolato. Purtroppo sta aumentando di intensità e ha cambiato la direzione che loro avevano previsto, quindi perciò ci sta un po', però la zona era già sotto, allarme. Va bene ragazzi, vi auguro una buona serata e ci sentiamo dopo con qualche altro video, prima che vada a scassarmi il ristorante da mamma. Quindi ho messo lo stomaco a freno per oggi, quindi dopo
mi scasso quando vado al ristorante, ragazzi, quindi ho atteso, diciamo, sta giornata. Quindi penso che qualche altro video prima di andare lo farò. Poi semmai farò qualche diretta dal ristorante direttamente. Quindi ci sentiamo dopo, ragazzi. Mi faccio un bel caffè e proseguiamo la serata. Ciao a tutti, ciao avvocatella, ciao a tutti. No, no, vado a mangiare, non vado a lavare i piatti, come dirla. Poi quando è dopo faccio la diretta direttamente da lì, poi vedi, altro che lavare, mangiare.